Termina in parità lo scontro diretto tra la Romulea di Mariotti e la Vigor Perconti di Bellinati al Campo Roma per la quinta giornata del girone B campionato Under 19 Elite. Prima occasione da gol in un primo tempo piuttosto avaro di emozioni da parte della formazione Amaranto Oro, che converge sul lato destro del campo, cross all'interno dell'area di rigore, sfera che esce. Conclusione poi sempre con il destro murato dal numero 1 della formazione blaugrana, ancora Romulea pericolosa che passa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione. Scialanca arriva prima di tutti sulla sfera e al 32esimo sblocca il match 1-0. Immagini che passano poi al secondo tempo con la Vigor Perconti che resta in inferiorità numerica per questo scontro di gioco. Rimessa laterale poco più avanti ancora per la formazione blaugrana sul finale della prima frazione di gioco. Fallo secondo il direttore di gara, così Moretti si prende il secondo giallo ed il cartellino rosso. Vigor Perconti che in inferiorità numerica trova però il pari, prima questa splendida occasione con il destro che termina sul fondo 1-1, che arriva invece al minuto numero 7 della seconda frazione di gioco, sfera che arriva sulla zona di sinistra, conclusione da parte di Rosa, arriva proprio Rosa che al settimo minuto con il destro trova il pareggio che rimette così tutto in parità. Romulea che prova allora con questa conclusione dalla distanza che termina alta sopra la traversa. Poco più tardi ancora Amaranto Oro pericolosi, questa volta sempre dalla distanza, colpo di testa al centro dell'area di rigore, sfera d'uscire, conclusione con il destro che termina alle stelle. Ultimo brivido del match che arriva nel finale con ancora la formazione padrone di casa protagonista, conclusione che viene respinta in corner dall'estremo difensore della formazione blaugrana. Poi dopo i minuti di recupero per il direttore di gara può anche bastare qui tra Romulea e Vigor Perconti, è 1-1.